Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto dal titolo, parlerò che l'ignoranza non paga. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del Legale, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, eventualmente anche in Telegram, dove nel gruppo dei magici arcieri Bertollini alle lunedì sera alle 20:30 il vostro Marietto Veneziano con il De Garda, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione, se volete lasciare un bel super like e un bel commento il vostro Marietto è contento. In più vi voglio ricordare che nel sito alcapitano.altervista.org ci sono tutti gli ebook gratuiti con i vari circuiti radionici di protezione e di difesa. Ma parliamo un po' di questa ignoranza e qui parto un po' da distante, quando tanti anni fa il capitano degli Alpini di Torino, quando io ero 23enne, un giorno venendo dove lavoravo mi disse: caro Marietto, potranno sfuggire alla mia giustizia, alla giustizia del capitano degli Alpini di Torino, ma non potranno sfuggire alla giustizia di Dio. E questo perché? Perché molte persone che sono ignoranti e vogliono perpetuare su questa ignoranza, magari diventeranno anche ricchissimi materialmente, ma non hanno capito che alla fine l'ignoranza non paga e quindi scenderanno per forza nel basso astrale e in quello che a livello esoterico nei gruppi mistici fa tremare le gambette, e cioè quello che viene definito il paradiso di Brissago. Quindi cari amici, il vostro Marietto vi consiglia di andare nel sito alcapitano.altervista.org e scaricare gli ebook, dove in un ebook c'è un bellissimo circuito radionico in cui si tagliano le energie negative e energie perniciose, energie che praticamente vi imbrigliano in questa vostra magari ignoranza. Ignoranza, chiaramente si parla sempre a livello misterico dei corpi sottili. Quindi questo è un consiglio al vostro Marietto, perché anche se in questa vita potreste avere, non so, il titolo di altosonante di notaio, dottore, farmacista, quello che voi volete, presidente di qualsiasi industria, ma come diceva quel tale 2000 anni fa, non dovete temere quelli che uccidono il corpo, ma quelli che uccidono l'anima. E quindi, come diceva anche il famoso paladino che ormai ha lasciato questo corpo terrestre, molte persone non si rendono conto che a un certo punto dovranno lasciare questo corpo e poi scendere nel basso astrale e essere schiavi da, come si suol dire, quelli che vengono definiti i maghi neri o i maghi della mano sinistra. Quindi cari amici, il vostro Marietto vi consiglia, tanto per incominciare, per quelli che entrano a contatto per la prima volta con questo canale, di incominciare a vedere tranquillamente, senza fretta ma con entusiasmo, il sito alcapitano.altervista.org nella sezione dei PDF scaricabili, così che inizia in un certo senso a mettere dei piccoli paletti alla propria mancanza di conoscenza. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ricorda che potete iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!